Ecco che parte la chiamata, vediamo. Pronto? 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 Sì, pronto, parlo col signor Mellini Davide? Sì, buongiorno, sono Ciottoli della Telecom, buongiorno. La chiamavo perché abbiamo riscontrato un problema sulla sua linea internet. Lei ha un abbonamento di 49 euro al mese, giusto? Se non manda il cazzo è questa, ho un abbonamento ma non so se è a 49 euro quanto. Mi sembra di sì comunque, del genere, ma che problemi ci sono? No, le spiego, praticamente cosa è successo. Adesso lei ha un abbonamento a 49 euro e ha internet illimitato, però siccome ci sono dei siti protetti, voi siete praticamente, o lei o non so chi della famiglia, è andato su questi siti protetti e avete sforato. Praticamente qui abbiamo una bolletta di 2000 euro a carico suo, Mellini Davide di Verona. Vabbè, ma stiamo di scherzare o cosa di carico? 2000 euro, guardi bene le carte, mi ripete un attimo il cognome perché c'è qualcosa che non va. Allora, Mellini Davide, Piazza Indipendenza 2 Verona. Sì? Okay, perfetto, le spiego. Allora, praticamente qui ho dei siti internet dove lei è andato, le posso dire anche su quali siti è andato. Allora, qua io leggo www.eroticissimo.it, Insieme fiori, mio caro, insieme fiori, i miei deficienti e le fiori, ma come 2000 euro? Spiegami un attimo perché mio cane taglia il cane della gola. Come 2000 euro? Allora, le spiego. Allora, praticamente cosa è successo? Qui abbiamo il 2 giugno e il 3 giugno, dalle 2 di notte alle 5 di notte, abbiamo 3 ore ininterrotte di questi siti qui. YouPorn. I miei fiori che si mena qua, cioè, ma è una cosa, 2000 euro mi arriva la bolletta da pagare a me. Sì, allora volevo chiedere questo, per quanto riguarda il pagamento, rateizzato, paga subito, mi dica. Cosa dici faccio me? Io pago 2000 euro, ma vogliate che usare il cervello? Io non pago assolutamente niente, mi muoio, che ti ho messo, le do il cellulare, le dutesse da cazzo, le fiori che ho caso, e me la gioco con loro perché non muoio neanche a trovare questa roba qua. Avevo detto, invece di menarmi a dare certe robe, lei cerco della posata e questi mi vogliono 2000 euro per tempo. Ascolta, mi scusi, ma non sanno perché quasi dammi l'indirizzo dove io torno subito lì, voglio carta e pena indirizzo dove che sì, perché giro a macchina e io torno subito lì, immediatamente. Allora, che cazzo dite voglio sapere il nome e cognome. Allora, un attimo, innanzitutto se riesci a parlare italiano, punto primo. Punto secondo, io sono Ciottoli Marco della Telecom, numero di matricola 5530. Adesso non lo so se lei o i suoi figli sono andati. Poi lei, mi perdoni, signor Mellini, non faccia il prete di chiesa o il puritano, magari pure lei è andato su questi siti qui. Ehi, no, io caro sta farmi girare i coglioni, guarda che siete via così metti, ti puoi sentire come bisogna, perché puttanate lì, attento bene come che ti parli, come dei matricola, 1000 euro di matricola, 5530. 5530, ti faccio fare una carriera sotto il culo, bel signorino bello. Adesso Dio caro, siamo Mila Telecom, Emeraldo Mi, matricola 5530. Sì. Benissimo, perché digli ai 4 coglioni che te solo di te, che 2000 euro li spendo a Cherotti e a medicine per voi altri dai pacchi che ne do. No, 1000 bolletta per colpa di 2 deficienti, cara. Intanto, aspetta, no, questo è uno per italiano di can. Vi saluto e la saluto e a buon rendere, adesso verrà il mio amico a Teleco. Saluti! No, mi scusi, però